Ci stiamo avvicinando al matto, te lo dico. Te lo dico che c'è questa impresa. C'è Alfiere per F3 impresa, te lo dico dopo C5. Mamma mia, te lo dico, zitti. Zitti tutti che non la vede. Ora mi cattura il pedone. Dai, ti prego. Ti prego, ti prego. Ti prego che no. Sì, sì. Sì, sì, sì. Grande ippopotamo. Grande, grande. Mi sorprendi sempre di più. Ogni giorno sempre di più. Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, oggi proverò a giocare la difesa ippopotamo contro giocatori molto forti. Andremo a vedere quello che succederà, prima voglio farti vedere quali sono le mosse che compongono questa difesa. Parlando di difesa dovremmo essere nei panni del nero, possiamo ruotare la scacchiera, ma anche dai panni del bianco possiamo tentare di forzarla. Allora, indipendentemente da quello che fa il bianco, il nero ha una serie di mosse prestabilite. Ora faccio un po' di mosse completamente a caso col bianco, non guardarle, a noi interessa quello che si fa con il nero. Allora, l'idea è quella di piazzare i due cavalli davanti alla regina e il re, di andare a fianchettare i due alfieri. Mi sembra ovvio che intanto il bianco non farà tutte queste mosse di cavallo e a un certo punto andare a muovere anche i pedoni di torre e poi non chiedetemi più nulla perché non so. Ci sono giocatori che giocano con l'arrocco corto, giocatori che giocano con l'arrocco lungo e io credo che la forza di questa difesa sia proprio nel non far capire in che lato andrà a piazzarsi il re. Quindi è una difesa molto particolare, possiamo dirlo forte, e andiamo a testarla sul campo. Andiamo. Andiamo in alto, in alto, in alto. Andiamo a giocare a... Che ne dite di 5 minuti? Dai, così abbiamo forse un attimo di tempo per parlarci. Vai! 1863. Vediamo un po' se riusciamo a creare qualche problema ai nostri temibili avversari. Qualche problemuccio. Ok, ippopotamo è stato impostato, ora ci vorrebbe anche questo, ma aspetto prima di farla. Sta attaccandomi di qui, quindi credo che è il caso di andare da queste zone. È il caso di andare da queste zone. Un bel cavalluccio qui male non fa. E ora sarebbe bello attaccare da sto lato. Solo che sono stradebole sulle case bianche. Però va bene, metterò un cavallo in F6. Che ora controlla anche qui. Metterò un re in D7. Metterò un re in D7. Ok, va bene. Sono convinto di quello che sto facendo. Non sono tanto convinto. Metterò una regina in G8 che tiene questo punto che ha attaccato più volte. Intanto attacco a raggi X anche un super mega matto. Attenzione, attenzione, sta arrivando il matto. Mazza se sei odioso. Sei veramente odioso, è fastidioso. Teniamo, teniamo. Guarda il mio re è attivissimo. Il mio re è un pezzo che difende a tutti gli effetti. Ci stiamo avvicinando al matto, te lo dico. Te lo dico che c'è questa impresa. C'è Alfiere per F3 impresa, te lo dico dopo C5. Mamma mia, te lo dico, zitti. Zitti tutti che non la vede. Ora mi cattura il pedone. Dai, ti prego. Ti prego, ti prego. Ti prego che no. Sì, sì. Sì, sì, sì. Grande ippopotamo, grande, grande, mi sorprendi sempre di più, ogni giorno sempre di più. C'è sotto la torre, c'è possibilità di matto. Ora magari farò uno scacco inutile per darmi un po' fastidio. Eccolo lo scacco inutile. Però dopo questa ci sarà qualche altro scacco inutile. O non posso perderla questa, dai. Cioè non posso perdere, arriverà uno scacco inutile. Vediamo un po'. Vado in un posto dove non può più darmi scacco, tipo qua. Se vado qua, in teoria, sono salvo. Sono salvo sottile. Se vengo qua anche, qui forse mi ispira un po' di più perché sono un po' vicino ai miei pezzi. Di qui ho paura che dopo la cattura
cattura, mi arrivi in the face, quindi andiamo qua. Andiamo qua. Ok amico, c'è sempre la duplice minaccia di matto e di torre. Mamma mia, questo è ippopotamo. Urco. Questo è ippopotamo, che potenziale che ha. Batte anche i giocatori da 1850. Ok. Qui tra l'altro potrei anche poi pensare di chiudere tutto, tutta la situazione così, anche se arriva questa. Va bene. Bello anche l'alfiere, onestamente mi piace anche l'alfiere. Però non si apre qui, non va bene. Vai, andata. Non so perché, sì, si doveva salvare dal matto. Penso che sia completamente andata questa partita. Ora c'è questa sul serio. Su questa mossa arriva cavallo qui. E se prova a scacciarmelo cadrà questo, no? Quindi penso di essere una botte di ferro. Penso. Poi arriva pedone, pedone, alfiere. Doppio attacco su F2. E penso di essere messo bene. Tra l'altro c'ho anche questa ora. Allora tu sei venuto qui perché vuoi darmi scacco qui. Lo scacco qui mi porterà con re qui. Scacco qui mi porterà con re qui. Scacco qui. Allora. Pedone. Scacco. Re qui. E sono finiti gli scacchi in realtà. No, puoi tornare qua. Vabbè, secondo me non è mortale, dai. Sarà mortale una roba del genere. Scacco, tac, scacco, metto davanti l'alfiere, per dire, no? Su questa però può farmi andare via il cavallo, hai capito? Sì, io gioco subito questa. Facciamo quelli che giocano bene, dai. Facciamo così. Faccio questa. Questa mi ispira anche. Vai, me la gioco difensiva. Paura dei doppi qui. Ho paura dei doppi qui. Tac, scacco, vieni su lì. Eh sì, è che c'è lo scacco qui dopo. C'è lo scacco qui, però su alfiere 7 in realtà mi salvo. Bene, bene. Dai, sì, giochiamo tranquilli. Scacco, re qui, donna B7, attacco doppio. Attacco doppio su re torre, ma c'è alfiere qui. E teniamo la torre. Ok. Ora, sì, ora forse c'è questo. Urco, cosa ti sei inventato? Tac, tac, però arriva il matto, no? Perché puoi mangiare con la regina. Puoi mangiare con la regina. E allora sai che ti dico? Vai. Spero di non aver calcolato male. C'è sempre questa in realtà. Che brutta. Va bene. Ok, lui vuole andare a promozione. Però io il cavallo da qui non sono intenzionato a toglierlo. Perché mi fa una bella... adesso arriva. Torre o donna? Forse torre più potente. Anche se questo è una regina sicura. Ok, qui c'è la minaccia di matto. Forse pedone era meglio, però mi piaceva l'idea di attivare la torre. Questo è tipo matto, tac. Aspetta che glielo creiamo il matto. Così è matto creato, garantito. Devi darmi la torre. Bella, bella raga. Mamma mia, sono emozionato. Vuoi la rivincita? Non può credere di aver perso contro un ippopotamo fatta male, ma è il momento di rivederla perché se vogliamo migliorare a scacchi dobbiamo rivederle. Allora, vediamo un po' cosa è successo qui. Cosa è successo in questa condizione? Un 87,4% con l'ippopotamo. Io non so se si gioca con l'ordine di mossa in cui l'ho giocata io. Ecco, qui dice di arroccare. Probabilmente sì, perché il mio avversario sta espandendosi sull'ala di donna. La mia idea era quello di arroccare di qui, però in realtà uno potrebbe lasciare anche re al centro nell'ippopotamo, no? Questo è un errore. Questa, men che meno, qui doveva giocare subito cavallo C4 attaccando qui, dice il motore. Sulla cattura, era meglio subito la cattura di pedone. Ok, qui c'è un vantaggio di più 3,03. Ora, vabbè che siamo in una blitz eccetera, però questi vantaggi teorici dati da un miglior sviluppo dei pezzi, una migliore armonia, una migliore struttura pedonale eccetera,
sono vantaggi sicuramente importanti, che sia però nelle partite blitz che in partite da torneo devi essere molto preciso per convertire questo vantaggio in qualcosa di concreto, e lui purtroppo non ci è riuscito. Ora qui attaccava il pedone di 6 e su questo punto... Oh, che brutta sta mossa. Ok, volevo togliere subito il re da questa colonna. Adesso lui ha incrementato qui sopra. Donna qui potrebbe andare anche bene. Sì, cavallo qui era più forte, sì. Ok, e come dicevamo io qui, ma già da quando ho mosso la donna in G8 avevo già intenzioni di attaccare qui sopra. Quindi una delle cose più importanti degli scacchi è di vedere anche al di là dei pezzi, perché se io vedo che la regina qui è tappata, la regina in realtà va qui, l'alfiere non è tappato, l'alfiere in realtà va su F3 e su G2, quindi ora il mio piano molto semplice, in realtà poi lui c'è cascato, perché qui cosa poteva fare? Vediamo cosa poteva fare, semplicemente alfiere qui, ok, sì, ma al massimo si impedonava in pedoni, però nulla di troppo trascendentale. Invece qui su questa mossa, meno 8 e 0-1, alfiere per F3, minaccia di scacco matto e attacco sulla torre. Ultime mosse della speranza per cercare di dare qualche scacco. Anche qui dice che devo attivare il cavallo, però scusa, attivazione del cavallo, non c'era questa roba qui e poi non lo so, forse mi sto perdendo qualcosa. Ah sì, no, non può fare così perché arriva il matto. Ecco. Ok, sì, va bene. Comunque sì, nel dubbio meglio togliere il re. Qui che cosa ho giocato? Ok, alfiere, cattura e niente, qui meno 14.03. Qui era, va bene, andava bene catturare, il re qui, alfiere 7. Ok, quindi dice di catturare con il cavallo qui sopra. Ecco, vediamo se era meglio catturare di torre. Sì, di torre è migliore come cattura. Anche se la cattura di pedone avrebbe poi permesso anche questi tipi di sostegni e comunque ci sarebbe stato scacco matto, no? Perché tac, il re che va qui, scacco matto, questa casa è occupata dalla regina e questa è occupata dal cavallo. Quindi forse andavano bene entrambi. E niente, qui praticamente sullo scacco lui sarebbe potuto fuggire qui, a parte che sarebbe stato, no, matto no, però attenzione, su questa cattura di, credo che c'era matto comunque forzato, perché ora qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, era costretto a catturare qui, arrivava allo scacco e su questa forse arrivava il matto, non so se era forzato. Matto in 3, sì, donna H3 e poi in qualche modo si arrivava lì. Vabbè, comunque penso che tutte le strade a questo punto portavano a Roma e quindi va bene. Quindi ragazzi, avete capito ora come si gioca difesa ippopotamo con questa partitona illustre, oserei dire, con un... Dopo essere usciti dall'apertura con un più 3 da parte del bianco, rimontone, attacconi a raggi X e difesa molto solida. Potrebbe quasi sostituire la difesa 300, ma ne riparliamo nel prossimo video. Ciao!